Va ora in onda la rassegna stampa. Basta così poco per fare contento il regista, vedi? Basta fargli mettere la cavalcata delle Valchirie alle 7:25 e lui saltella e cinguetta come un uccellino che si è appena svegliato la mattina. Ecco, vedi? Capisci? Cioè, mentre io parlo, lui va avanti a ascoltarsela. Quindi, vabbè, ognuno ha le sue deviazioni, lo diceva anche Vasco. Non avete voi delle deviazioni, delle manie un po' strane? E allora, dai, il bello di questa radio è che c'è spazio per tutti, belli e brutti, soprattutto quelli matti. Se siete un po' matti, questa è la vostra radio. Siete matti per la politica, soprattutto per la buona politica? Complimenti, avete scelto bene. Io sono Sammy Varin, l'anno prossimo faccio 50 anni di radio e sono riuscito a coniugare la passione per la radio, per la comunicazione e con quella politica e quindi ci divertiamo come matti praticamente su queste frequenze ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, oggi addirittura è mercoledì e c'è anche il terzo tempo dalle 12 alle 12:30 in C'è tutto un magna magna con feste, sagre, appuntamenti particolari in giro per l'Italia. Ci divertiamo facendo cosa? Girando insieme tra i quotidiani, mettendovi sul tavolo quelli che sono secondo me, e vi conosco troppo bene cari ascoltatori, gli appuntamenti più importanti della giornata dal punto di vista politico, la cronaca eccetera, ma soprattutto ascoltando anche il vostro giudizio, il vostro pensiero, perché già da questo momento, cari ascoltatori del nord, del centro, del sud, o che ci seguite in giro per il mondo, come ieri a Parigi c'era un pazzo che girava per Parigi ascoltando Radio Libertà, potete inviare un messaggino a Sammy Varin al 34067 09 659, appuntatevi questo numero sul cellulare 34067 09 659, solo WhatsApp, io ogni mezz'ora lo leggo in diretta il vostro messaggio. Intanto se vi siete appena svegliati, vi è suonata la sveglia, qualcuno si punta la sveglia alle 7:30 con Radio Libertà che si accende, troverete sul vostro cellulare un regalino da parte del Sammy Varino, vai, c'è l'ascoltatrice Carlina, grande fidata di Sammy Varin, è ascoltatrice storica ormai di Radio Libertà, che ha preparato un montaggio anche video della famosa canzoncina del referendum per votare sì al referendum che ormai a chi du passe 22-23 marzo, questa domenica e questo lunedì si vota per cambiare la giustizia. Carlina ha fatto un montaggio carino con la canzoncina ma anche con dei cartelli molto significativi. Molti di voi l'avranno ricevuto proprio sul cellulare in questi minuti, chi ancora non l'ha ricevuto, l'ho spedito spot a chi mi aveva scritto negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Se non l'avete ricevuto, lo sapete, se siete interessati e volete spammare, come si dice, a cani e porci la canzoncina del referendum per votare sì al referendum e soprattutto per fare in modo che questo governo cominci a farle davvero le riforme, perché se dovesse vincere il no è un freno a mano potente per le riforme del governo e si ferma tutto quanto. Inviate un WhatsApp al 3406709 mi scrivete lo voglio, poi insomma dipende anche e io vi invio in mattinata la canzoncina del referendum nella versione con video, che ancora in molti sicuramente non avete. Da dove partiamo? Partiamo dal Sole 24 Ore. Dai, oggi avremo Morelli alle 9 e gli chiederemo anche cosa si muove sul fronte aumenti dei prezzi, cosa intende fare il governo, perché la storia del bonus per chi ha basso ISEE non piace molto alla Lega. Ieri sono stato a Gallarate in provincia di Varese, anzi devo ringraziare prima di tutto Matteo Salvini che è venuto a trovare i militanti della zona, sala strapiena, e poi devo ringraziare tutti voi, perché quando ho preso la parola, il bello di queste cose è che poi ognuno può dire quello che pensa, quello che vuole, quello che mette sul tavolo,
tavolo le problematiche del proprio territorio, le proposte per la Lega, eccetera. Quando sono intervenuto io, ragazzi, c'è stato un boato, un'ovazione di applausi. Ho fatto in tempo a dire: sono Sammy Varin di Radio Libertà. Siete pazzi, cioè lo stesso Salvini, insomma, è rimasto, cavolo, non fatemi fare ste figure, però no, ci siamo divertiti perché effettivamente abbiamo messo sul tavolo tante problematiche locali per la Lega, ma soprattutto la famosa frasettina: la Lega deve tornare a fare la Lega, e si sta concretizzando pian piano, perché lo stiamo facendo e vediamo su molti fronti che la gente ci dà ragione. La ragione dei fessi, fatto sta che il massimo della ragione ce la dovete dare in questo weekend, questa domenica e questo lunedì, andando a votare per il referendum sulla giustizia, perché se non ci fosse un'alta, non dico alta perché è difficile adesso riuscire ad avere un'alta affluenza, ma se l'affluenza fosse troppo bassa, il no vincerebbe di sicuro. E ieri sera a Gallarate si è detto proprio questo, che se si fermano le riforme, capito, cioè l'anno prossimo si va ad elezioni e dobbiamo ritornare su noi, deve rivincere il centrodestra, non puoi pensare di cominciare un lavoro e di finirlo in pochi anni. Se si dovesse bloccare la riforma istituzionale, costituzionale della giustizia, vuol dire che si blocca anche tutto quello che è il nostro volere di governo, i motivi per cui il governo sta lavorando, il motivo per cui la Lega e il centrodestra hanno vinto le elezioni, ad esempio sul fronte immigrazione, esempio a caso. Chiusa la parentesi, ringraziando chiaramente tutti voi ascoltatori, e ieri ci siamo visti appunto in quel di Gallarate, e qualcuno di voi mi ha anche detto: ma sti 5 euro, io sto aspettando. Per Pasqua, al posto dell'uovo, Sammy Varin vuole 5 euro, non io personalmente, ma che li versiate sul conto corrente postale 37671294. Al posto dell'uovo, giurin giuretta, facciamo dieta che ci fa bene, 5 euro per aiutare Radio Libertà. Avete scritto il numero del conto corrente postale, non è che io parlo a vanvera, 3767 1294. La prima volta che andate in posta prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete 37671294, lo intestate a Radio Libertà, ci scrivete contributo volontario per l'uovo di Pasqua di Varin, ok? E grazie a nome della nostra redazione. Sole 24 ore, dicevo, poi lo chiediamo anche a Morelli. Oggi, questo pomeriggio, Matteo Salvini con Giorgetti incontrerà i gestori delle pompe, e magari quelli sono ancora più incazzati, no, incontrerà chi decide il prezzo alle pompe della benzina e del gasolio. A proposito, come va stamattina? È aumentata anche la benzina. Adesso è un miracolo chi trova la benzina a 1,8. Se la trovate a 1,8, fotografate la pompa perché è già miracoloso. Siamo già a 1,9 con la benzina, mentre il gasolio, c'è gente che mi scrive che non ci crede, che sulla Milano Varese è a 2,5. Giuro. Ragazzi, ma non vi prendo mica in giro? Sì, a volte, qualche volta sì. 2,5, ma perché il benzinaio storico, dai, l'hanno intervistato più volte negli scorsi anni, ha il prezzo più alto d'Italia, ok? Però, sai, è un punto di riferimento dove stanno arrivando anche gli altri, gli altri in autostrada sono 2,3, 2,4 tranquillamente. Stavo dicendo, sul Sole 24 ore l'apertura è proprio questa: diesel record, bonus da 100 euro. Cerchiamo di capire perché sta cosa del bonus per le famiglie meno abbienti, sinceramente adesso vabbè, come al solito, datemi del razzista, va bene, cioè lo sai, se diamo il bonus per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, lo sapete a chi lo diamo questo bonus, vero?
La guerra continua a pesare sul prezzo dei carburanti. Nel confronto con 3 settimane fa, alla vigilia dell'attacco all'Iran, il diesel, ormai ai massimi dal 2022, mostra un aumento medio del 19,5%, mentre la verde è salita di 16 centesimi, più 10%, e dall'aumento dei prezzi il maggior gettito che arriva dall'IVA è modesto, solo 130 milioni in più al mese. Per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro dovrebbe arrivare un bonus carburanti una tantum da 100 euro, per l'autotrasporto credito d'imposta del 28% per 3 mesi. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Chiaramente, ribadisco e discoriba, oggi Salvini insieme a Giorgetti incontrano i grandi marchi ma anche le cosiddette pompe bianche e stiamo a vedere cosa succede, chi farà il guardiano, il soldato buono e chi farà il guardiano soldato cattivo tra Giorgetti e Salvini. Se qualcuno ha delle idee, fatto sta che vogliamo chiaramente che ci sia una reazione del governo a questi rincari. Abbiamo parlato di gasolio e di benzina, vi faccio fare la fotografia delle pompe, ma attenzione, tutto poi è collegato. Ieri avete sentito, si parlava già di un aumento dell'acqua minerale in bottiglia di plastica, dei pomodori e di altre situazioni che vi arrivano al supermercato e qualcuno le deve pur trasportare. Il quotidiano di riferimento però di Radio Libertà ogni mattina è proprio questo e non posso non farvelo vedere, anche perché il titolo fa capire il dramma che stiamo vivendo. Una testa dopo l'altra, signori, per il manifesto. Chiaramente questo è un dramma. Ucciso in un raid Ali Larijani, leader negoziatore di Teheran. La sola ricetta di USA-Israele è la guerra. Ammazzato il capo dei paramilitari, ma il regime iraniano si compatta. Perde pezzi anche Washington. Lascia il capo dell'antiterrorismo contro le bugie di Trump. E questo è comunque il dato di fatto. Si è dimesso il capo dell'antiterrorismo dicendo: ma c'era proprio bisogno di attaccare l'Iran? Era una roba così urgente attaccare l'Iran? Ed è questa forse la prima domanda che voglio farvi al 340-6709-659 mentre fate colazione o mentre già siete allegramente in coda, però è uscire all'alba. Alle 6 del mattino e il sole inizia già a vedersi, si vede poco ma si intravede, è una soddisfazione, dite la verità. E poi passa, adesso quando arriva l'ora legale solare, come cacchio si è, per un po' passa ma poi ritorna. Stavo dicendo, oggi si innestano dubbi su questo Trump, su questo attacco, sul fatto che l'Iran effettivamente ma stava rompendo così tanto le scatole l'Iran, e Trump dice di sì, ci sono le prove eccetera. Noi grandicelli che ci siamo già passati ai tempi dell'Iraq e con le famose bombe che doveva avere le armi chimiche, queste poi non ci sono mica viste. Insomma, qualche dubbiettino ce lo stiamo ponendo. Fatto sta che sono partite altre teste, una testa dopo l'altra, titola il manifesto, altri cattivi sono morti. La sensazione, ne parlavamo anche ieri sera a Gallarate con Matteo Salvini, è che ne togli uno e quell'altro che arriva è ancora più cattivo di quello che hai tolto di mezzo, è ancora più incazzato soprattutto. Stiamo a vedere, anche perché l'Iran non è un paesino proprio da 4 soldi, cioè sono in tanti milioni, capito? Chiaro che la speranza, da quello che capiamo, è che si voglia togliere di mezzo un regime e in questo momento la popolazione dovrebbe agire per cambiare davvero regime, per passare a un qualcosa d'altro che magari c'era tanti anni fa, di un po' più democratico, dove le donne siano trattate meglio. Che ne pensate? 340-6709-659. Aspetto certo un vostro parere importantissimo. Ecco, mi stanno già richiedendo, non faccio in tempo a leggere il manifesto, che vi faccio scattare lo sciopone quando vi leggo, dico bene il manifesto.
Eccolo qua, il Secolo d'Italia per par condicio. Il Secolo d'Italia e praticamente tutti i giornali mettono questa foto. Se mi state guardando in radiovisione, guardatela, guardatela. Anche qui voglio un vostro parere, ragazzi. E titolo del Secolo d'Italia: mossa a sorpresa. Meloni spiazza tutti e va da Fedez a spiegare il sì al referendum. Conte e Schlein rifiutano l'invito. Angelica Orlandi scrive in prima pagina sul Secolo d'Italia: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ospite di Fedez e Mister Marra in una puntata speciale di Pulp Podcast, girata in via eccezionale a Roma e disponibile da giovedì 19 marzo, domani alle ore 13. La Premier affronta alcuni dei temi più rilevanti dell'attualità politica internazionale: il referendum sulla riforma della giustizia, conflitto in Medio Oriente, il rapporto tra Europa e Stati Uniti all'interno dell'attuale sistema internazionale. Un'intervista scoppiettante alla quale invece si sono sottratti Conte e Schlein. Il rapper sul proprio profilo Instagram pubblica un estratto video con alcune domande poste nel corso della chiacchierata e con una storia. I due conduttori del podcast si rivolgono in modo polemico a chi contesta la presenza della Premier. Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto. Quelli che non avete visto hanno scelto di ignorarci. Ora non piangete, scrive Mister Marra. Ma chi è sto cazzo di Mister Marra? È una storia che Fedez ripropone. Vengono mostrati le screenshot delle mail con la proposta di partecipazione. Vabbè. Che ne pensate? Che ne pensate che la Meloni ha dovuto andare anche da Fedez? Ogni giornale dice la sua questa mattina, e chi giustamente dice doveva parlare ai giovani, anche perché molti giovani non vanno a votare, non ci sono mai stati, non sanno neanche com'è l'entrata quando vai a votare, eccetera. Sì, magari entrano nella loro ex scuola, quello sì, però è anche bello, oh, questa era la mia classe, eccetera. Non potrebbe essere un incentivo? Io sono sempre per il biglietto della lotteria o del gratta e vinci, vai a votare, nel momento in cui ti ridanno la tua carta d'identità ti danno insieme anche un biglietto del gratta e vinci. Ma non è un'idea splendida? Ma sono l'unico deficiente che la pensa così? Fatemelo sapere, se sono l'unico deficiente scrivetemelo 340 6709 659. Fatto sta che Secolo d'Italia, il titolo più normale: mossa a sorpresa, la Meloni da Fedez. E chiaramente domani alle 13 tutti ad ascoltare il podcast di Pulp Podcast. Ma ce n'era bisogno, mi chiedo io. Ma non ha anche un significato che siamo alla frutta, una roba del genere? Oppure al contrario, tu dici: guarda Sammy che l'hai intervistata anche tu la Meloni. Sì, ma non era ancora Premier. L'ho intervistata quando abbiamo votato il referendum sull'autonomia, e l'ho intervistata proprio per chiedergli cosa ne pensava di questa cosa. E tentennava un po', ma alla fine ha detto che era d'accordo, capito? Non so se me l'ha detto per farmi un favore, perché era la radio della Lega, del centrodestra, eccetera. Bah, fatto sta, mi chiedo, c'era bisogno di andare da Fedez? Punto di domanda. 340 6709 659. E se fate i bravi, vi porto anche sul quotidiano Repubblica. Ragazzi miei, oggi, vai, pompa. Perché Sammy Varin vi porta su Repubblica? Lo so, è un incubo svegliarsi la mattina, accendo Radio Libertà per cercare un po' di libertà e Sammy Varin mi legge Repubblica? State lì, un motivo c'è e tra poco lo scoprirete. Colpo al regime di Teheran, titolo principale del quotidiano La Repubblica. I raid israeliani uccidono il segretario del Consiglio Supremo Ali Larjani e il comandante della milizia religiosa Soleimani. Non c'è niente da ridere per gioco di parole. Davanti alla morte ridiamo anche. Sì, purtroppo tutte quelle serie TV, guarda, ci hanno abituato che vedi la gente morire e non ti fa più nessun effetto. Guarda che è una roba bruttissima, e non parlo di noi grandi, a noi l'effetto lo fa ancora, sono i piccoli, sono i giovani.
Trump contro la NATO, ma la guerra spacca l'America. Si dimette il capo dell'antiterrorismo, l'Iran non era una minaccia, dice il capo dell'antiterrorismo americano che se n'è andato. Ma per Repubblica è importante la frase shock sul referendum che ha detto il senatore Zaffini di Fratelli d'Italia. L'insulto, cosa ha detto? PM come il cancro, ma lui intendeva il segno zodiacale. Anch'io sono del cancro e anch'io ho avuto il vabbè. Il senatore di Fratelli d'Italia Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro, fa l'ultimo attacco ai magistrati. A un convegno per il sì a Terni spiega: il capo di gabinetto del ministro ha detto che è come finire davanti a un plotone di esecuzione. Io dico che è peggio, è come se ti diagnosticano un cancro. Le opposizioni insorgono, linguaggio che offende le toghe e i malati. Tranquilli, tutto finisce tra poco, signori, lo speriamo tutti noi, anche perché insomma c'è da parlare della grande manifestazione che la Lega farà in aprile a Milano in Piazza Duomo. Si ritorna come ai bei tempi, per urlare padroni a casa nostra, per urlare certo anche quella parolina che la Tovaglieri ha detto pubblicamente ieri sera a Gallarate, vuole ripetere più volte in questi anni. La parolina è remigrazione. Ok? Se poi c'è qualcun altro traditore uscito dalla Lega che vuole dirla, ma faccia pure tranquillamente, anche perché mi pare che stia sempre dicendo le stesse cose che dice la Lega, uscendo però dalla Lega, quindi infatti non c'è più nessun quotidiano che lo sta cagando. Scusate il francesismo. Su Repubblica, signori, sono su Repubblica, ma adesso scopriamo il motivo. Insomma, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, però questa incredibile portaerei nucleare Ford, la più grande moderna dell'US Navi, è nata sotto una cattiva stella e prosegue la sfiga. La maledizione della Ford, scrive Gianluca Di Feo oggi su Repubblica, un incendio dopo i VC rotti e la portaerei deve ritirarsi, signori. Se avete un'auto Ford, cominciate a fare gli scongiuri, ok? L'Italia, altre truppe ritirate, Meloni in difficoltà per gli strappi di Donald. Ecco, anche oggi traspare sui quotidiani che cosa vuole ma lo sa che cosa sta facendo Trump, se ne è accorto di cosa sta facendo oppure no? C'è sempre questo risvolto psicologico che sembra di essere in balia dei matti, ma ormai lo dicono quasi tutti e quindi dobbiamo accettare questa cosa. E sai, anche quando ci parli insieme, hai presente quando si parla coi matti, che ormai siamo tutti così, molto spesso si annuisce sì, cerchiamo di non farlo arrabbiare e soprattutto ce lo teniamo buono, perché alla fin fine adesso questa cosa dello stretto di Hormuz bisogna pure risolverla e pare che ci penseranno i paesi del Golfo, anche perché il loro interesse, scusa, vendere petrolio a tutti quanti e ci si devono dar da fare. Dovrebbero chiedere un aiuto anche all'Iran, secondo me, che anche lui esporta, non vuole aiutare l'Iran. Ok. Altre truppe ritirate, Meloni in difficoltà per gli strappi di Donald, la Presidente del Consiglio frena e ha paura di un calo nei consensi. Dite che è per questo che è andata da Fedez. Crosetto, per Hormuz auspichiamo una missione con l'ONU. Giro la pagina, sono ancora pericolosamente su Repubblica perché si parla di aumento delle pompe, aumento di benzina e gasolio, l'energia, l'Unione Europea spaccata sul green, Berlino si sfila, Roma in minoranza. Il governo tedesco difende le tasse sulla CO2, che è quella che noi vorremmo togliere, abbassare, cambiare, perché in un momento del genere magari possiamo ricominciare a bruciacchiare qualche cosa che inquini un po' di più. Palazzo Chigi fa sponda con altri 8 paesi per una sospensione di che? Del famoso ETS.
l'ETS. L'ETS si è dimostrato efficace. All'arrivo a Consiglio Ambiente UE a Bruxelles, il ministro tedesco taglia corto su ogni dubbio che ancora era nell'aria su una possibile alleanza tra Italia e Germania rispetto alla richiesta di sospensione di questo ETS, il sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO2. Schneider, questo signore qua, precisa pure che l'ETS ha dato buoni risultati, è uno strumento chiaro di economia di mercato, è molto flessibile e offre alle imprese grande libertà di gestirlo in modo innovativo, una posizione che sembra molto più vicina a quella della Spagna e del blocco dei paesi nordici piuttosto che all'Italia, appunto, che vorrebbe cambiarlo. Stiamo a vedere, si lavora da una parte a livello europeo e dall'altra, ve l'ho detto, bada ben, oggi Salvini e Giorgetti incontrano i marchi delle pompe, ok? E secondo me qualche petardino esploderà. Intanto, in taglio basso, Diego Longhine, oggi su Repubblica, intervista Pichetto Fratin. Sulle emissioni ci faremo sentire con Bruxelles. Le accise si possono sterilizzare. L'appuntamento è alle 11 di oggi. Dopo una maratona di 2 giorni a Bruxelles, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica entrerà a Palazzo Chigi. Nella valigetta una serie di opzioni, da quelle più soft a quelle più hard, da sottoporre alla Premier Meloni, che deve comporre le misure per combattere il caro energia e mantenere gli effetti della guerra. Ministro Gilberto Pichetto Fratin, i paesi europei sono divisi sugli interventi di modifica degli ETS? C'è un approccio diverso, dice Pichetto. Ogni paese vive questa crisi in maniera differente, chi ha un mix energetico differente grazie all'eolico offshore come per gli stati del nord o al nucleare come la Francia sente meno la pressione, chi come noi dipende di più da certe fonti come il gas la sente tutta. La state sentendo? La sentiamo. L'Italia chiede di smontare il sistema. Non mettiamo in discussione il principio dell'ETS, sacro principio, che ha una logica per sostenere la transizione e ridurre le emissioni fossili. L'ho spiegato a tutti quelli che ho incontrato nei 2 giorni a Bruxelles. Si deve evitare che produca un impatto economico sproporzionato. Ha presente quando si prende una medicina? Il farmaco può essere anche ottimo, ma se gli effetti collaterali danneggiano il paziente, allora bisogna cambiare farmaco o limitare la dose. Gli obiettivi ambientali vanno perseguiti, ma lo strumento non può essere una tassa che si scarica in modo insostenibile sui prezzi finali. Per la bolletta italiana vale più di 7 miliardi, mi sembra ragionevole chiedere una riduzione. Volete una sospensione? Chiede Repubblica a Pichetto Fratin. Se serve un intervento temporaneo in questa fase si può valutare. Vanno sterilizzati gli obiettivi anomali. L'obiettivo è ridurre le distorsioni che si trasferiscono sulla formazione del prezzo dell'energia e quindi sulle bollette di famiglie e imprese. Scostamenti di 25-30 euro per megawattora diventano miliardi su scala nazionale. Quali strade si possono prendere per le modifiche? Si può lavorare sull'eliminazione e riduzione del valore delle quote o valutare meccanismi come quote gratuite in determinate condizioni anche straordinarie, come le guerre che stiamo vivendo sulla porta di casa. Non abbiamo un approccio ideologico, ma abbiamo bisogno di soluzioni efficaci. Chiaramente, signori, l'intervista prosegue, non ve la leggo tutta quanta, ma sapremo qualche cosa di più anche su questo fronte nel corso della giornata, perché vi dicevo c'è l'incontro tra Giorgetti, Salvini e quelli che decidono i prezzi della benzina e del gasolio. Siamo sempre su Repubblica. Caccia al voto giovane, vedi che come dicevo io, la penso come Repubblica, Meloni va da Fedez, Schlein li escludono. I leader di Fratelli d'Italia al talk del cantante, miglioriamo la giustizia. La segretaria dei Dem, questo governo penalizza i fuorisede. E insomma, se la definitiva trincea si misura sul peso tutto politico di un voto contro la destra di governo, la Premier prova a rovesciare la paura e sfida gli elettori. Se tu oggi voti no per mandare a casa la Meloni, rischi di tenerti sia la Meloni sia la giustizia che non funziona. Non mi sembra un affarone, ha detto la Meloni ieri a Pulp Podcast, il programma di Fedez e Mr. Marra, dove la Presidente risponde a tutti i dubbi, strizzando l'occhio a pubblici diversi e a più generazioni. Che ne pensate? La Meloni che è andata
da Fedez, 340-6709-659. Repubblica già la sentite la trasmissione, non vale, noi no, bisogna aspettare domani giovedì alle ore 13, San Giuseppe, la festa dei papà, e festeggiamo ascoltando Fedez. Ma va, per favore, per piacere. Chiaramente un paginone a pagina 16 di Repubblica, con la caccia al voto giovane, ma l'articolo di Filippo Ceccarelli, che non scrive più niente sul generale Vannacci, ragazzi, è rimasto orfano, non sa più cosa dire su Vannacci in effetti, e allora si sfoga con la Premier e il rapper, quella strana coppia alla ricerca del wow. Lui il comunista con Rolex, lei per parlare ai ragazzi, uno ha bisogno dell'altra per fare notizia. I precedenti di Tajani e Vannacci. Avete capito bene comunque, uno ha bisogno dell'altra per fare notizia. È triste, ma è la verità. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
adesso non sentirai Salda Vinci ovunque. Anche in questo pezzo il nostro regista Francesco Buongiorno ha sentito che c'era qualche nota di Salda Vinci, ma lo sappiamo benissimo, ormai Salda Vinci è in tutti noi, signori, così come in tutti voi c'è un po' di Sammy Varin, dite la verità, ma mischiato a un Salda Vinci viene un cocktail strepitoso. Ormai sappiamo che vincerà anche l'Eurofestival, ormai sappiamo che viene cantato da tutti, cani e porci. Se avete Instagram state attenti a mettere il cuoricino solo a una di queste memo che riportano la canzoncina vincitrice del Festival di Sanremo di Salda Vinci cantata da qualcuno. Se mettete un cuoricino ve ne propone milioni, chiunque canta Salda Vinci anche in Cina, in Giappone, in manga. Va bene. Cosa devo dire? Ah sì, che canzone era? Era Summer Wind di Giovanni Marradi. Oh, è sconosciuto, ma se andate in rete, ma sai quante visualizzazioni che non ha? E che produzione infinita in decenni di musica. Questo ti fa anche il concertino a distanza, se vuoi, per il compleanno, per un evento, eccetera. Giurin giureta, cercate Giovanni Marradi, è ovunque, suono morbido, evocativo, focalizzato sull'atmosfera, idee per il relax o la musica d'ambiente, anche con questa cover che ci riporta molto a Frank Sinatra. Summer Wind, con il buongiorno rinnovato, buona colazione a tutti voi, ci fermiamo per un caffettino, occhio all'area di servizio dove vi fermate che il cuore non regge. E la miseria, quanti messaggi non ho ricevuto? Ah, ma ho capito perché la reazione, perché vi ho fatto il regalino di Sammy Varino, vi ho inviato la canzoncina del referendum in formato video, è uscito anche il video, grazie a Carlina, nostra ascoltatrice e sostenitrice, che lo ha preparato regalandolo a tutti voi. Beh ragazzi, lo avete trovato questa mattina sul vostro cellulare, se non l'avete ricevuto vuol dire che non mi avete scritto negli ultimi giorni nessun messaggio. Non è che mi sono dimenticato di voi, però non c'avevo tempo di tornare indietro di una settimana. Scrivete un whatsappino a Sammy Varino al 340-6709-659 dicendo lo voglio, se volete al maschile. Vi invio il video della canzoncina per votare sì al referendum sulla giustizia, e bisogna pubblicizzarlo assolutamente questo referendum, perché rischiamo di perderlo, bestia che figura, ma soprattutto la figura è che si bloccano le riforme del governo, capito? Tutto qua. Eccolo qua Pierluigi che mi invia Pierluigi, ma tu sei un fortunato. Pierluigi a Carugate, che è a 2 passi da Monza, dalla Brianza, ma anche da Milano. Cioè c'è ancora un benzinaio Eni, ma sei sicuro che non sia chiuso, fallito, che fa il gasolio a 1,939? Ragazzi, tutti a Carugate a fare il pieno alla benzinaio dell'Eni. Agip sarebbe, ok, quella roba lì. Cioè, sono rimasto a bocca aperta. Bocca aperta, Pierluigi mi hai... cioè, la voglio, mi sta scrivendo Cristina. Ognuno ha i suoi gusti, Cristina, cioè, l'avrai, certamente. Buongiorno, buona giornata. Grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo, che anche Alessandro Casartelli vuole assolutamente la nuova versione video. Sono Rosanna di Sesto, vorrei la canzoncina modificata, l'abbiamo truccata per mandarla a tutti i miei conoscenti. Grazie Rosanna, te la spedisco, mi mandi il video. Anche Roberto dalla Brianza, buongiorno, vorrei la canzone del sì. Agnese, ma certo che te la faccio avere, minimo. Ancora pensate a una guerra umanitaria? Solo armi e petrolio, l'America vuole solo la distruzione dell'Europa. Cosa tocchiamo? Autoerotismo per tutti, vai, toccatevi piano, però basta. Come si fa a non capirlo? Afghanistan 20 anni e poi tutto come prima, scappati lasciando anche le armi. Sì, e devo dire questa cosa dell'Afghanistan l'abbiamo già dimenticato, l'aereo che partiva e la gente che gli correva dietro, ricordate sta cosa? E tutto è tornato come prima.
Cioè, non gli abbiamo insegnato niente in questi anni. Sembra incredibile, soprattutto non c'è più nessuno che ne parla. Da quando in qua Fedez si contrabbanda per intellettuale, hai ragione, siamo alla frutta, ci scrive Marco. Ma scusa Sammy, il costo della benzina è per il 60% di tasse. Se sto cacchio di governo vuole abbassare il prezzo, basta che ne riduca le tasse. Sì, caro ascoltatore e ascoltatrice, ma prima vorremmo capire chi fa il furbetto. Se c'è qualcuno che ha alzato il prezzo in questi 15 giorni e che stiamo facendo ancora fuori le scorte di prima della guerra, vuol dire che faceva il furbetto, capito? E come minimo bisogna punire i furbetti, perché tutti quanti noi ci stiamo perdendo soldi ogni volta che facciamo benzina. Quindi abbassare le accise in questo momento significa comunque fare un favore ai furbetti, ti pare? È chiaro che anche fare e dare il bonus a chi ha l'ISEE sotto i 15.000 euro, perdonatemi, nel mio infinito razzismo la vedo come un qualche cosa che vuole aiutare solo determinate categorie, e non lo penso solo io, lo pensa anche la Lega. Lo abbiamo verificato ieri sera all'incontro di Gallarate Varese, dove c'ero anch'io e c'eravate anche voi, e naturalmente mando un bacino a tutti coloro che sono passati a salutarmi. La Meloni si è montata la testa con Trump e con Zelensky, scrive quest'altro. Gomblottista padano, alle compagnie conviene pagare 100 di multa ma guadagnare 90, succederà così. Tan, ta, ta, ta. Beh, per la ministra la Meloni deve andare solo alla Camera a riferire. Per la sinistra, scusa, per la sinistra la Meloni deve andare solo alla Camera a riferire. Un vero politico ascolta tutti. Ed è vero anche questo. Basta con tasse contro l'inquinamento. Il vero inquinamento sono le tonnellate di bombe e missili che impestano l'atmosfera. E con questo messaggio io chiudo la rassegna stampa, vi ringrazio per il gentile ascolto. Cosa vuoi aggiungere a una cosa del genere, se non siete voi i migliori editorialisti sul mercato. Toghe come un cancro, torniamo su Repubblica, la campagna shock della destra senza freni, il paragone di Zaffini, sì, abbiamo detto anche questo, signori, con tutto rispetto per gli amici di Forza Italia, soprattutto di Fratelli d'Italia, speriamo tutti noi che la Meloni non si rompa un malleolo facendo le scale, o che scivoli su una buccia di banana, o che gli venga un raffreddore esagerato che magari per qualche settimana deve stare al calduccio. Noi speriamo tutti questa cosa, perché all'interno di Fratelli d'Italia non c'è nessun altro, ok? Questa frase scaturita è chiaramente bonariamente, è una sensazione, è scaturita in molti militanti della Lega. Ieri sera, quando abbiamo ascoltato Matteo Salvini, giustamente ci ha spiegato cosa sta facendo la Lega sul fronte al referendum, la grande manifestazione che ci sarà a Milano in aprile, e dovete prenotarvi presso la vostra sezione, signore e signori. E giustamente si è ancora una volta parlato di quella cosa che Sammy Varin ogni tanto tira fuori, la famosa caratura, sì, mi piace come termine, di certi politici rispetto a quelli della Lega. Quale caratura trovate negli esponenti di Fratelli d'Italia? Chi mai vedete piuttosto in gamba, insomma, ai quali si potrebbe dare in mano una regione o un'importante città? Se avete nei nomi, con tutto rispetto, perché so che siete in tantissimi in Fratelli d'Italia, in Forza Italia, ad ascoltare in questo momento la rassegna stampa di Sammy Varin, e vi ringrazio, però è giusto riconoscere, così come abbiamo riconosciuto di averlo preso in quel posto con Vannacci che ci ha tradito, ma certo, ogni tanto abbiamo anche noi questa cosa. La stessa cosa dovete fare voi. Quali altri leader ci sono all'interno di altri partiti, se non all'interno della Lega? 340-6709-659, me lo dite per favore? Noi ad esempio abbiamo un certo Luca Zaia.
Eccolo qua, il motivo, non il principale, per cui ho cominciato con il quotidiano Repubblica. Molti di voi stanno ancora vomitando, ma era per portarvi fin qua. C'è Luca Zaia che parla a proposito delle menate della Biennale, che ragazzi vi ho solo accennato perché non voglio veramente distrarvi da quelli che sono i veri problemi della vita quotidiana. E allora, pagina 19, Repubblica butta fuoco, incontra la russa, la Biennale, sanzioni rispettate, il colloquio in Senato, le carte della fondazione a Giuli intenzionato a disertare domani l'apertura del nuovo padiglione. Insomma, nel giorno in cui il Ministero della Cultura riceve le carte della Biennale sulla controversa riapertura del padiglione russo, un padiglione russo alla Biennale, il presidente della fondazione veneziana butta fuoco e a Roma e ti racconta tutta la rava e la fava, signori. Serena Riformato, ci spiace tanto che tu hai dovuto fare un articolo del genere e spero che qualcuno te lo legga. Naturalmente stiamo scherzando, so che molti di voi compreranno oggi Repubblica e sento da lontano sì, ma no, perché in taglio basso c'è il pensiero di Luca Zaia. Vedi? Gabriella Cerami intervista l'ex presidente del Veneto, uno di quelli, a proposito di caratura, con una bella caratura, che sicuramente ha un futuro politico a sorpresa, e chissà che cosa farà Zaia prossimamente. Capisco le proteste di Kiev e non ci si genuflette a Mosca, ma commissariare è un errore, scrive Luca Zaia a proposito della Biennale. Si rischia di tornare all'Inquisizione. Il leghista Luca Zaia, ex ministro ed ex presidente regionale del Veneto, sostiene sia sbagliato censurare la presenza della Russia alla Biennale di Venezia e respinge ogni ipotesi di commissariamento della fondazione. No alle carte bollate. Attorno alla Biennale c'è uno scontro tutto interno al centrodestra tra chi come la Lega è a favore della presenza della Russia e chi come ministro della cultura Alessandro Giuli è contrario. Dice Zaia, io penso che sia legittimo che venga posto il problema della presenza della Russia, ma c'è un limite oltre il quale non si può andare, considerato che l'istituzione biennale ha una storia lunghissima e c'è una comunità di paesi che da decenni investe per avere i suoi padiglioni. La Russia, per esempio, è presente dal 1914 con un proprio spazio di proprietà, se l'è comprato. Pensare di censurare la presenza della Russia è un qualcosa di fuori tema. Poi l'intervista prosegue, potete immaginarvi la Repubblica come punzecchia Zaia per fargli dire cose che non siano da leghista, e a volte ci riesce, ma il bello di Zaia è essere aperto in tutti i sensi verso altre culture e altri pensieri, alcuni che anche all'interno del centrodestra sono molto variegati. Oggi su Repubblica intervista Luca Zaia. Abbiamo ben chiaro che l'aggressore è la Russia e l'Ucraina è l'aggredita, però siamo chiamati alle responsabilità perché l'arte resti libera. Che ne pensate? Russia sì, Russia no, la Biennale? Russia sì e come? Molti di voi la pensano così, soprattutto per il gas. 340-6709-659. Basta sanzioni alla Russia? Fatevi sentire. Dai, pompa, pompa! Sfruttava i lavoratori cinesi, indagato patron di Paul & Shark. Ero tentato di comprarmi qualche cosa in questi negozi super lussuosi, lasciamo stare. Ma in taglio basso, che interessa a me, una lista di proscrizione. Le amiamo noi leghisti, fascisti, celoduristi, razzisti moltissimo. Ecco i licei dove nessuno ha ricordato le foibe. Fratelli d'Italia compila la sua lista nera e la manda a Valditara. Valditara riceve questa lista nera, signori. Un elenco di 41 scuole, quasi tutte romane, è finito sul banco degli imputati della destra. La colpa? Non avrebbero, il condizionale d'obbligo, dato adeguato seguito alle iniziative legate al giorno del ricordo, istituito nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati,
dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Così il vicepresidente della Camera Rampelli ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'istruzione Valditara, firmata pure dal fedelissimo meloniano Mollicone, e ha stilato il suo elenco di scuole presunte dissidenti, quelle che se ne sono fottute da ricordare le foibe. E attenzione, se avete figli o nipoti che ci vanno, fategliela la domandina, ma il giorno delle foibe, ne avete parlato almeno per 10 secondi? Sì, da me sì, 10 secondi proprio. E c'è tutta la lista di proscrizione, signori. Oh, dal Tasso al Righi, dal Cavour al Socrate, 34 istituti sono solo a Roma, ma sono finiti pure il Vaccarini di Catania, Sirani di Bologna, il Maschi di Chieti, l'Alighieri di Latina. Io che pensavo che fosse un bravo liceo. Dai, sto scherzando. Comunque, ne parla oggi solo il quotidiano Repubblica di questa lista di proscrizione. L'amiamo. Così come amiamo Raffaella Carrà. Si ritorna a parlare oggi su tutti i quotidiani per capire un attimo chi è questo Gianluca Pelloni Bulzoni, unico erede della grande Raffaella Carrà. Oggi, ad esempio, su Repubblica si scrive: dall'osteria fino al festival, le 1000 vite del bodyguard adottato da Raffaella. L'incontro nel 2001, quando Carrà conduceva Sanremo, da allora Pelloni Bulzoni è diventato la sua ombra discreta. Fatto sta, insomma, che abbiamo scoperto che ha ereditato un fracco di soldi, ville, diritti, eccetera, per fare questa fondazione, ma ancora, cari giornalisti professionisti, non si sa nulla né di questa fondazione, vi vedo un po' moscetti, e né di Iapino. Che fine ha fatto Iapino? Ogni volta che torno a casa mia moglie Marta me lo chiede: e Iapino? E io dico: non ne parla nessuno neanche oggi, cosa devo dirti? Sono le 8:20, buongiorno, vi vedo caldi, mi piacete quando siete così caldi, mi inviate centinaia di WhatsApp al 340 6709 659 o prima della pausa delle 8:30 manderò in onda anche il video con la canzoncina del referendum inventato dalla nostra ascoltatrice Carlina, e ve l'ho detto, voi siete tostissimi, siete meglio di una redazione della nostra sicuramente, e ragazzi, se lo volete ricevere anche voi questo video, inviate un WhatsApp al 340 6709 659 con scritto lo voglio, adesso siamo al maschile, prima era la voglio la canzoncina, adesso lo voglio, di qualunque sesso siate io non mi scandalizzo, e in mattinata vi invio il video che chiaramente scusate, ma stavo pensando un attimo alla Schlein e a tutto quello che dice sul referendum. Loro non l'hanno fatta la canzoncina, ad esempio. Noi ce l'abbiamo ed è più bella sicuramente di quella che potrebbero fare loro. E dicevo, non lo dovete solo guardare, lo dovete inviare, magari aspettando sabato, quando c'è il silenzio elettorale. Silenzio sì, ma non tecnologico. Su internet si possono fare queste cose, e allora approfittate. Durante il silenzio elettorale lo inviate a parenti e amici tramite WhatsApp, oppure lo condividete su Facebook, ad esempio. Non ci vuole niente, caricare un video, ormai siete capaci tutti quanti voi. Tra poco ve lo faccio sentire, intanto andiamo sul quotidiano La Verità, che oggi apre finalmente. Allora, sarà per la paura che cambi qualcosa se si vota sì al referendum, sarà perché al contrario invece loro sono bravissime persone, e non ho dubbi, gran parte di questi sono bravissime persone. La GIP di Ravenna inchioda i medici contrari alle espulsioni. Di questo parliamo anche con Morelli, cioè questa cosa che per non farli rimandare a casa loro, la famosa remigrazione, sto parlando degli immigrati che si macchiano di gravi reati, e c'erano medici che facevano dei falsi certificati, ok? Ma non soltanto, anche se questi erano malati con malattie contagiose infettive, e senti qua, per tutelare i clandestini fanno infettare gli italiani. I camici bianchi accusati di falsificare certificati hanno agito in aperta contestazione del sistema di gestione dell'immigrazione. Di fronte al pericolo scabbia o tubercolosi, lasciarono le persone libere di diffondere infezioni. Ah!
E poi ecco le prove sui vaccini Covid, Speranza ha ingannato il Parlamento. Virgolettato, signori, E c'era qualcuno già sui WhatsApp del mattino presto che mi diceva oggi bisogna comprare la verità, cari gomblottisti. Oh, la verità sta cambiando idea anche su Trump. Non dico che la stiamo cambiando anche noi, Trump per sempre, viva Trump. Però quest'oggi titola Trump insulta gli alleati ma tace sugli obiettivi. Trump dà l'impressione di un uomo confuso al comando. Difficile pretendere di farsi seguire. Lo molla pure un capo dell'antiterrorismo. Dice si è fatto imporre la guerra da Netanyahu, cioè sarebbe Israele che impone a Trump di fare queste cose. Qualche dubbiettino vi era venuto anche a voi? Altre vittime tra i vertici del regime iraniano. Siamo sul quotidiano La Verità. Lavoriamo per dare i bimbi del bosco al papà. Virgolettato oggi perché La Verità intervista il presidente della regione Abruzzo. Questo è il piano per uscire dallo stallo creato da giudici e servizi sociali. Francesco Borgonovo, il governatore dell'Abruzzo Marco Marsiglio, interviene sulla famiglia del Bosco e parla di un eccessivo irrigidimento burocratico. Ancora una volta la burocrazia è quella che hanno inventato il PD, è proprio per quello che il PD è molto d'accordo su quello che gli stanno facendo la famiglia del Bosco. Ci metto il punto interrogativo, ma come parli? Per sbloccare l'impasse e riunire il nucleo, la regione punta su una mediazione pragmatica, affidare almeno per il momento i figli al padre, garante del percorso scolastico e sanitario. Chissà mai, magari proprio domani per la festa del papà. Oh, mi raccomando, un regalino al vostro papà e fateglielo, dai. Oh, se c'era ancora il profumo Dur, io glielo regalavo a mio padre Piero, assolutamente sì. Ce l'ho ancora, ma non odora più di tanto. Un campioncino, il profumo Dur, ve lo ricordate? Dai, era uno dei gadget della Lega storica, quella di Umberto Bossi, insomma, quella delle leghe, le monete che commerciavamo, di tutti i gadget pazzeschi che ci eravamo inventati. Il profumo Dur per l'uomo che non deve chiedere mai perché ce l'ha sempre così. Zuppi tira un siluro al Papa. Quanto so scemo stamattina. I cristiani non lo ascoltano, non lo prendono sul serio. Attenzione, Monsignor Zuppi liquida persino Papa Leone. Un altro simpaticone, Zuppi. I fedeli non lo prendono sul serio, ha detto così. Parlando di guerra e diplomazia, il presidente della CEI lancia un siluro al pontefice mascherato d'appello. Prevost è inascoltato, i cristiani non lo sostengono. La verità è che sta facendo il suo lavoro Prevost alla fine, e continua a dire basta guerra, ma non lo sta ascoltando proprio nessuno. Anzi, forse è meglio che non lo dica più perché ogni volta succede qualcosa di nuovo. Dove sono? Sul quotidiano La Verità. Dai, giriamolo insieme. Speranza nascose al Parlamento la reale efficacia dei vaccini. E con questa frase salutiamo gli amici di Facebook e di YouTube che mi stavano guardando e ascoltando su queste pagine di Radio Libertà. Puntualmente, quando dico queste cose, mi bloccano e potete girare se sentite la mia voce che comincia a... ecco, girate sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, perché quella difficilmente la bloccano, ha più di 1 milione di follower e non piace tanto bloccare una pagina del genere ai gestori di Facebook, ok? Oppure andate sul sito radiolibertà.net o ancora scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, è una scemata e ci portate ovunque. Ancora meglio, bada ben, compratevi una radio DAB. Tutte le radio in commercio hanno anche la banda DAB, ci potete ascoltare in tutta Italia senza utilizzare l'internet, perché la banda DAB è una semplice banda di ricezione come fosse la M, l'FM, solo che sono onde elettromagnetiche
digitali. Chiusa la parentesi culturale, ragazzi, se volete parliamo anche della propagazione delle onde elettromagnetiche, va bene, un'altra volta. L'avvocato Sandri in commissione Covid mostra come il ministro fece deliberatamente confusione tra agente virale e malattie. Così giustificò le somministrazioni, nonostante sapesse che i sieri non evitano il contagio. Signori, se ne parla con Patrizia Floder-Reiter solo sul quotidiano La Verità. Gli antidoti finirono usati per indicazioni diverse da quelle per cui erano approvati. Il legale ha chiesto a Schillaci di disporre un'ispezione presso la Procura di Roma. Come andrà a finire? Intanto, signore e signori, il CNR fornisce il kit per suicidarsi. E vai, qualcuno interessato? Ne parla Carlo Cambi, che spesso volentieri sentite su queste frequenze, solo sul quotidiano La Verità. I giudici scavalcano le Camere e ordinano al Consiglio Nazionale delle Ricerche, pagato dai contribuenti, di realizzare il dispositivo già consegnato a una malata. Alegher, signori. E dai, allora ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria con poi la canzone indipendente, adesso sentiremo Sabrina Russo con un pezzo strumentale, Vanvitelli, ma prima eccola qua, la canzoncina per il sì al referendum, anche in versione video, che vi posso inviare al volo se inviate un messaggino al 340-6709-659 dicendo la voglio. Questa è la versione video e quindi la potete anche guardare su tutti i social. Eccola qua. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara, per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa. Votiamo tutti insieme sì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Colpo di coda invernale con temperature in calo soprattutto al centro-sud e neve a quote collinari sugli Appennini. Nelle prossime ore nubi irregolari un po' ovunque, marcata instabilità soprattutto sulle regioni centrali adriatiche dove nevicherà oltre i 900.000 metri. Nel pomeriggio ulteriore maltempo anche diffuso sul medio Adriatico e al sud, con nevicate anche abbondanti in discesa fino a circa 600 metri tra Marche ed Abruzzo ed Umbria. Ventoso, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete
alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu è sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E voilà, signori, grazie agli artisti indipendenti che mi scrivono qui a sammy.varin@radiolibertà.net, come ad esempio Sabrina Russo. Si intitola Vanvitelli ed è una fermata della metropolitana di Napoli, dove Sabrina non vive a Sant'Antimo, ma frequenta l'università. Sabrina Russo è una musicista a tutto spiano, veramente, compositrice, cantautrice, vocal tutor. Forte il legame con la sua terra e l'uso della lingua napoletana per raccontare storie vere nella riprova. Cercate Sabrina Russo sui social, tra le tante cose che ha fatto ha messo su questa orchestrina semplice che ci trasmette un po' d'allegria in questa valle di lacrime. Per fortuna ci siete voi ascoltatori, siete stati irrorati, vi ho irrorato durante la pubblicità di messaggini con la canzone del referendum per il sì al referendum sulla giustizia, da inviare proprio in questo weekend a tutti i parenti o amici. L'avete ricevuta? Ne avete ricevute 3? Meglio ancora, 340 6709 659, scrivete un WhatsApp,
scrivendo la voglio femmina, o lo voglio, c'è anche il video appunto, lo voglio, e io ve lo faccio avere, e perdonatemi se ve ne invio magari 10, perché è una roba così, tu invii a chi ti scrive e a volte mi continuate a scrivere e io continuo a inviarvi. Immigrati infetti lasciati liberi di proposito, signori, questo è gravissimo. Siamo a pagina 3 e solo La Verità dice questa cosa. Lo scandalo dei certificati medici, e c'eravamo rimasti a sta cosa, no? Cioè ci sono dei dottori che, pur di non far rimpatriare questi poveri migranti disperati, si inventavano le patologie più strane, o al contrario le tacevano. Lo scandalo dei certificati medici anti-CPR, per non farli andare in questi CPR, soprattutto quello temibile in Albania, ma si sta così male, è tutto nuovo, tutto bello, non l'hanno ancora neanche bruciato. Siamo a Ravenna, ragazzi, e pare che alcuni dottori ideologizzati, pur consci di patologie tipo TBC o scabbia tra i clandestini, li avrebbero bollati come inidonei ai centri di rimpatrio, mettendo a rischio la collettività, cioè li lasciavano qua in Italia ciabattare in giro. Scabbia e tubercolosi, scrive Fabio Amendolara oggi sulla Verità. La prima passa da pelle a pelle, basta un contatto. La seconda viaggia nell'aria con un colpo di tosse e un po' di saliva. Patologie che i medici del reparto di malattie infettive del Santa Maria delle Croci di Ravenna conoscevano bene, tanto da diagnosticarle ai clandestini che prefettura e questura hanno tentato di espellere dal territorio italiano perché considerati pericolosi, ma che grazie ai certificati di inidoneità al trattenimento in un centro per rimpatrio erano liberi di contagiare. È in questo passaggio che l'inchiesta sui falsi certificati dei medici no CPR diventa clamorosa, perché se si certifica un rischio sanitario e poi lo si lascia circolare, non è più solo una valutazione medica, è una scelta diametralmente opposta rispetto a quelle del periodo della pandemia da Covid, quando bastava un sospetto per isolare, tracciare, limitare. In questo caso no, qui si scrive che il rischio c'è, ma si lascia andare il paziente. In uno dei casi esaminati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, l'infettivologo avrebbe certificato una sospetta malattia tubercolare e spiegato nelle sue memorie difensive che nella valutazione avrebbe avuto un peso la destinazione finale del paziente, non i dati clinici. E qua mi fermo, signori, ma oggi è il caso che usciate di casa e comperiate il quotidiano La Verità. C'è la tubercolosi? Per qualche camice contava di più la destinazione e la malattia della pelle dilagò addirittura in un comando dei carabinieri. Ancora sulla Verità, diceva che era contro le guerre, ora Trump spieghi qual è il suo piano. Vedete come anche La Verità comincia a avere qualche dubbiettino sul presidente statunitense, lo scrive Paolo Del Debbio sulla Verità, che sembra confuso e impantanato dopo l'offensiva a Teheran. Gli alleati storici attendono risposte su reali obiettivi tuttora incerti, malumore anche nella base MAGA, consensi in calo verso il midterm. L'Iran una minaccia? Balle di Israele, lo diceva e lo ha detto Joe Kent, ex capo dell'antiterrorismo che si è appena dimesso in America. Non posso sostenere il conflitto. La replica del tycoon era un debole. Stiamo vincendo, faremo a meno della NATO. Che noi siamo anche contenti, alla fin fine, se non ci tira dentro. Bisogna capire cosa intendeva con questa frase, se taglia anche i fondi. Sempre sulla Verità, evacuati altri soldati italiani da Baghdad, l'annuncio del ministro Crosetto: sono usciti dall'Iraq, presto saranno a casa, stiamo facendo rientrare militari che correvano troppo rischi nella missione, chi resta deve avere garanzie di sicurezza, massima allerta per il contingente UNIFIL in Libano. Anche sulla Verità, vediamo come la mette la notizia, da Fedez la Meloni ribadisce la via, non partecipiamo al blitz in Iran. Il premier ospite al Pulp Podcast del rapper, al lavoro per una de-escalation, ed ecco la foto, c'è solo questa diffusa con Fedez con un'aria molto seria, la Meloni un po'
po' più sorridente, e l'altro mister che non ho ancora capito chi sia, con un'aria intelligentissima. Certo, domani a partire dalle 13, se siete fan di Fedez, non potete perdervi la Meloni da Fedez, ma la domanda che vi sto facendo oggi è: ce n'era bisogno? La risposta forse è sì a questo punto, da quello che mi scrivete anche voi, perché il problema affluenza a questo referendum è grave. Cioè, se da un punto di vista cosa ce ne frega, non c'è quorum, anche se ci vanno in 4 gatti, l'importante risultato finale, sì, ma se ci vanno 4 gatti vince la sinistra, almeno quella parte che vuole votare no a ogni cambiamento, il famoso no a tutto, capisci? No alle Olimpiadi, no a questo, no al nucleare, ma sei impazzito? No, soprattutto se sono proposte del centrodestra, perché poi si scopre che quella proposta l'avevi fatta anche tu qualche anno fa. Tasse green, dietro front UE, Roma vuole tagliare le accise per trasporti e industrie, lo scrive Laura Della Pasqua, pagina 7 della Verità di quest'oggi. La von der Leyen propone solo una revisione del sistema di scambio sulle emissioni. L'Italia guida la pattuglia di paesi preoccupati per l'impatto su elettricità e produzione. E il mutuo? Il mutuo, me ne ero dimenticato, non mi è ancora arrivato sto mese, ci costa 200 euro in più. Da inizio guerra i tassi per i prestiti immobiliari sono cresciuti di 0,15-0,18 punti. Ecco il peso su finanziamenti da 200.000 euro. I future vedono altri rialzi. Ne parla oggi il quotidiano La Verità. Mentre i russi ci riforniscono già di nascosto. Che arriva il gas, dai, basta ipocrisie, riapriamo i rubinetti. Chiaramente solo La Verità poteva dire la verità. A febbraio i paesi UE hanno comprato il 100% del gas liquido prodotto nella penisola Yamal e nonostante la stretta continua ad arrivare anche il greggio. Tanto vale agire allo scoperto e tamponare l'emergenza, pensando a quella nave in balia delle onde stracarica di schifezze e che prima o poi se ne sta andando verso sud, quindi prego, va pure, però è un problema non italiano, non di Malta, ma europeo, e chissà che succederà. Giro la pagina, sempre sul quotidiano La Verità, ok? C'è l'intervento di Chiara Appendino, deputata dei 5 Stelle, oggi sulla Verità, che dice: non si tratta di putinismo, va evitato il tracollo del paese, e qua rischiamo di andare d'accordo con i 5 Stelle. Giro, quanti corticircuiti, ragazzi miei, che scopriamo in questa rassegna stampa. L'intervista con Marco Marsilio, signori, qui siamo con il governatore della regione Abruzzo, centrodestra, che dice alla Verità: adesso i bimbi del bosco vadano al papà. Su questa vicenda c'è stato un irrigidimento eccessivo. Per uscire dallo stallo creato dal pregiudizio dei giudici bisogna lavorare in modo pragmatico per far dialogare le parti e ricostruire la fiducia reciproca. Oggi Francesco Borgonovo, intervista sulla Verità, pagina 15, Marco Marsilio per la vicenda dei bimbi della famiglia nel bosco. E ricordiamolo, è in onda Francesco Borgonovo, è in onda su questa radio ogni martedì e ogni giovedì. La Cittadella, così si chiama la sua trasmissione, va in onda alle ore 13, mentre oggi è mercoledì e oltre è tutto un magna magna, le sagre, le feste di paese, quelle di una volta, lo avremo alle 12 con il sottoscritto. Alle 14 ritorna Lega e dintorni. E ve lo dico perché oggi si parla di Busto Arsizio, la sezione di Busto Arsizio. I militanti della sezione di Busto Arsizio sono ospitati oggi alle ore 16, anche qui dal vivo negli studi di Radio Libertà. Grazie naturalmente a Marco Grimoldi, il responsabile gadget della nostra radio, ne sta preparando di bellissimi, che si è inventato questa bella trasmissione. Ogni mercoledì alle ore 16, dalla prossima settimana, occhio che anticiperà forse di una mezz'oretta, di un'oretta, non l'ho ancora capito, me lo devono far capire, però oggi alle 16, sezione di Busto Arsizio in provincia di Varese della Lega. E complimenti naturalmente a Marco per la sua bella trasmissione, ascoltatissima.
Dove vado? Sulla Stampa? Sul Corriere? Votate signori e signori 340 6709 659. Vado sul Corriere. Colpo al regime, ucciso l'Arjani. E poi Nordio, spero voti più del 50%. Campolargo oggi in piazza per il no. Scelta pop della Premier che sarà da Fedez per spingere il sì, mentre Schlein e Conti hanno rifiutato e saranno in piazza per il no. Sempre sul quotidiano Il Corriere, all'interno, il regime allarga il tiro della guerra del petrolio fino al mediatore Oman, e questa è una cosa che non sapevamo. Non solo Hormuz, colpi a est del passaggio marittimo dove si trovano depositi e porti strategici. Nel mirino le navi cisterna, sotto attacco anche il sultanato che ospita basi britanniche. Insomma, la sfida su Hormuz va oltre le forche caudine dello stretto. Lo rivelano i precisi strike iraniani sugli impianti per il greggio a Fujairah, uno dei 7 mini-stati che compongono gli Emirati, e contro le petroliere nel Golfo di Oman. Bersagli a oriente del passaggio marittimo oggi sono sotto una minaccia costante. C'è un paginone quest'oggi all'interno del quotidiano Il Corriere. Meloni, va costruita una maggiore capacità di autonomia europea. Dopo la presa di distanza con altri 4 paesi del G7 e i contatti con Washington per salvare i rapporti atlantici, l'idea di un sistema ispirato al corridoio del grano per Kiev. Se ne parla oggi a pagina 11 del quotidiano Il Corriere, che poi ha un articolo carino di Tommaso Labbate che si chiama Radio Crosetto, a proposito degli aggiornamenti che Crosetto invia alla sinistra, e il bip con la notifica arriva ai leader dell'opposizione. E ci sono le foto di Crosetto, di Bonelli, Calenda, Schlein. Qui Radio Crosetto, scrive Tommaso Labate oggi sul Corriere, mormora uno dei destinatari celebrando l'unico momento della giornata in cui gli smartphone in uso ai leader dei partiti di opposizione emettono lo stesso suono nel medesimo istante per lo stesso motivo, un messaggio ricevuto. Ed è l'unico perché a oggi, per esempio, non risultano censiti i gruppi attivi su WhatsApp o altro di cui facciano parte tutti, ma proprio tutti, i vertici di quell'impossibile, almeno adesso, campo larghissimo nella versione massimamente estesa del centrodestra, quella che va da Carlo Calenda a Alleanza Verdi e Sinistra. Il suono della notifica del messaggio ricevuto li raggiunge tutti nello stesso momento, nessuno escluso, e questo momento può capitare quando il sole è alto, oppure, come succede di frequente nelle ultime 2 settimane e mezzo di guerra in Iran, quando il sole è tramontato e magari già a notte fonda. La chiamano Radio Crosetto, cioè Crosetto spiega al suo ristrettissimo pubblico quello che sta succedendo, dall'attacco alla base italiana di Erbil ad altre situazioni, e una di queste situazioni è stata raccontata in diretta dal leader dei Verdi Angelo Bonelli. Ha letto il testo in diretta televisiva senza rendersi conto che il contenuto era altamente confidenziale. Ora che la storia è diventata di dominio pubblico, persino in giorni di grande tensione come quelli che accompagnano governo e opposizione al voto del referendum sulla giustizia, nessuno si nasconde. Mi tengo in costante contatto con il ministro Crosetto per quanto riguarda i preoccupanti attacchi ai nostri contingenti, a cui va garantita la sicurezza, così ha messo a verbale la segretaria del PD Schlein, insieme poi a tutti gli altri che ringraziano Crosetto. E voi avete ricevuto il messaggetto di Crosetto? Io no. Il greggio sale ancora, tregua in borsa, ma soprattutto c'è l'ombra dello stop all'elio, che non sono quelli che cantano con il blocco di Hormuz, fermo il 30% degli scambi, gli effetti su cibo e sanità. Altre buone notizie per il nostro futuro. Anche sul Corriere la scelta pop della Premier, ospite da Fedez per spingere il sì.
E per il no, attori, scrittori, registi, per il rush finale il no schiera l'esercito dei volti noti. È come per dire che noi abbiamo soltanto gli sfigati, guardali qua, tutti i volti noti: Elio Germano, Fiorella Mannoia, Giancarlo De Cataldo, Sonia Bergamasco, Ficarra e Picone, Anna Foglietta, Monica Guerritore, Daniele Silvestri, Francesca Archibugi. Vabbè, non è che adesso diventano nemici perché hanno votato no, ma ci mancherebbe altro. Dai, non fate così. Inviate il vostro WhatsApp al 34067096659, richiedetemi la canzone per il sì e io ve la invio in mattinata. Andò a provare le armi in Iraq. Baby gang torna in carcere. Lecco, agguati per strada e pistole rubate, contestate anche le violenze alla compagna. È proprio uno stinco di santo questo baby gang. Stai zitta, tu non hai neanche il diritto di parola. Vuoi vedere come sono gli schiaffi da maschio? Poi le botte fino a spaccarle il setto nasale. La violenza sulla fidanzata emerge dalle intercettazioni, come quella nei confronti di 3 cittadini rumeni che lo scorso giugno si erano fermati a parlare davanti alla sua abitazione, una villetta accanto alle case popolari di Calolzio Corte, alle porte di Lecco, dove il trapper, 24 anni, origini marocchine, è cresciuto, picchiati dal branco senza motivo, solo perché lo voleva il capo. Qui mi fermo, ma so che vi basta direttamente, basta pensare che questo probabilmente applica semplicemente la sua Costituzione, che si chiama Sharia. Basta videochiamate tra Caterina e i figli, pagina 22 del Corriere. Famiglia nel bosco, richiesta della comunità, i bimbi si agitano, protesta la garante, in tribunale gli ispettori di Nordio. E sarà una delle domandine che faremo ad Alessandro Morelli tra 5 minuti in diretta, il sottosegretario qui su Radio Libertà, anche sul quotidiano Il Corriere, soprattutto sul Corriere, che ha fatto lo scoop. Dalla villa all'Argentario, al logo con il caschetto, il patrimonio di Raffaella lasciato al figlio adottivo. E sempre lui, sorridente pelatone come me, Gianluca Pelloni Bulzoni, 62 anni, figlio adottivo di Raffaella Carrà e suo erede universale. Le carte sulle proprietà di Gianluca Pelloni Bulzoni. Io so sempre qualche aspetto di sapere che cosa fa la sua fondazione. E anche cosa ha fatto sempre il marito, insomma, cioè aveva il Iapino che faceva, no? Reggeva il moccolo, non era un marito. Mi sapete dire voi di che di gossip ne sapete qualcosa di più? Gli hanno dato qualche cosa di eredità a Iapino, la privacy. Monopattini. Dai che arrivano novità, perché li vediamo ancora sfrecciare, fanno ancora il cacchio che vogliono, vanno in due, senza targa, senza niente. Monopattini, finalmente arriva la targa obbligatoria. E non tirate fuori che è colpa di Salvini, ragazzi miei, la colpa è come al solito della burocrazia piddina. Targa obbligatoria da metà maggio. È stato pubblicato il decreto. Se vostro figlio o vostro nipote ha un monopattino, è finita la pacchia. Contrassegno collegato al proprietario. Per i trasgressori multe fino a 400 euro. 400? Ma sarà un errore. 4.000 spero, no? 400. Il targhino per i monopattini elettrici diventerà finalmente realtà il 16 di maggio. L'attesa durava dal 14 dicembre 2024, cioè da quando la riforma del codice della strada aveva imposto nuove regole: contrassegno identificativo, assicurazione per la responsabilità civile, casco obbligatorio per tutti e circolazione solo nelle strade urbane. In più, limite di velocità fino a 20 km/h ridotto a 6 nelle aree pedonali e mai contromano. Finora però solo quest'ultima parte era entrata in vigore perché non richiedeva decreti attuativi, come il famoso federalismo fiscale. Stiamo ancora aspettandoli. Signori, da metà maggio targa obbligatoria per i monopattini, segnatelo giù.
Faccio in tempo anche a segnalarvi l'intervista sul Corriere a Cerno. Vai, non sono un voltagabbana, è che sfuggo a ogni etichetta. È stata la figlia di mio marito a volere che noi ci sposassimo. Intervista a Tommaso Cerno, lo amiamo, che fa una trasmissione in Rai poco vista secondo alcuni, ma soprattutto il Corriere qua gli chiede come mai, ma lei è passato dalla sinistra a destra come nulla fosse, e con la Rai non ho un contratto, non so nemmeno il compenso, Bocca mi mandò a quel paese. Se vi sta simpatico, e ci sta simpatico Tommaso Cerno, oggi lo intervista il quotidiano Il Corriere, che nelle ultime pagine parla di Canzonissima. Lo sapete che ritorna Canzonissima, dai, e avremo degli ospiti molto classicheggianti: Cocciante, Malika Yan, Jalis. I Jalis, ragazzi, finalmente ritornano a Sanremo, non li vogliono mai, ma Canzonissima sì, sono loro tra i protagonisti del programma su Rai 1. Parla la conduttrice Mili Carlucci. Sarà un nuovo show adatto al 2026, racconto emotivo dei cantanti, nessuna eliminazione, torna Canzonissima, che per noi grandicelli è un ricordo incredibile. Dove vado? Vado sul Tempo. Gli imam del no, le ragioni del sì, con la foto di Meloni insieme a Fedez. Meloni ospite al podcast di Fedez, e gli ayatollah della sinistra impazziscono e accusano la premier. Anche Conte e Sleni erano invitati, ma hanno preferito rinunciare. Minniti, lo amiamo Minniti, il mio appello agli elettori di sinistra per il sì al referendum. Zanon, un'occasione storica. Ma oggi, se siete di Forza Italia, oggi il tempo è vostro. Tajani a tutto campo su guerra, energia, referendum. Signori, il vice premier è andato alla conferenza del Tempo e ha detto cose che assolutamente nessun altro mai potrebbe dire. Non preoccupatevi, niente di grave, vedrete che riuscirete a sopravvivere. Ne parla Daniele Capezzone oggi sul quotidiano Il Tempo. Noi naturalmente ci piace un attimo smontare la narrazione, siamo un attimino, facciamo una rivoluzione anche giornalistica. Ucciso l'Ariani, il gangster di Teheran. Israele dice: iraniani, rovesciate il regime. E speriamo che non li rispondano con una bella pernacchia. Sinceramente è il momento davvero giusto per l'Iran per fare qualcosa. Io mi chiedo se ci sia pronto qualcuno, però naturalmente sarà il cugino di Trump, non lo so. La piazza del Campo Largo che politicizza il referendum sperando di colpire il governo, perché è importante che funzioni questo referendum e che si voti sì, perché se rispondono tutti no, non si va più avanti con le riforme in questo governo. È un freno a mano tirato fino all'anno prossimo, quando si andrà ad elezioni e ci faranno un culo quadro dicendo: ecco, avete perso anche il referendum, andate a casa. Capito, mi hai? Per fortuna che c'è Minniti, intervistato al forum del quotidiano Il Tempo che riguarda il referendum. Il mio appello agli elettori di sinistra per il sì, i presidenti della fondazione Medore e del comitato per il sì al referendum. L'ex ministro: la riforma risanerebbe la rottura tra la gente e le toghe. Così dice Minniti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Vi farò ascoltare il mio ultimo inedito, Fenice Nascente, che ho avuto il piacere di portare a casa Sanremo con ottimi risultati. Spero che vi piaccia tantissimo. Ci vediamo presto, la vostra Pink Vale. Ciao! Sassi sparsi, calpestati, li trovo ancora sulla via di casa,
fumo di limoni d'erba appena rasa. Apri piano, abbaia il cane, capelli neri, grembiule stretto, fai finta di niente e nascondi il petto. Fuochi in cielo, l'aria di cemento, pietra un vetro, prego e aspetto. Fuori, figlia di un vento che soffia impetuoso, orgoglioso. Fiori sotto cenere ardente, una fenice nascente. Fenice nascente, fenice nascente. Torri, chiese, porti, belve, 100.000 le contraddizioni, fa male tutto, cambi posizioni. Cieli tersi, treni persi, torna a casa, sembra tutto strano, hai paura, stringi la mia mano. Fuochi in cielo, aria di cemento, pietra un vetro, prego e aspetto. Fuori, figlia di un vento che soffia impetuoso, orgoglioso. Fuori, sotto cenere ardente, una fenice nascente. Fenice nascente. Elegantissima questa canzone di Valentina Muscia, in arte Pink Vale, da Siracusa, un pezzo presentato all'I-Box di Casa Sanremo, dedicato a tutte le donne che combattono quotidianamente contro le difficoltà della vita. Era fenice nascente. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Ed è un piacere avere con noi, come ogni mercoledì a quest'ora, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno agli ascoltatori. E allora direi di partire dall'argomento principale, che è la nostra vita di tutti i giorni, i rincari. Oggi il ministro Salvini e il ministro Giorgetti incontreranno le compagnie petrolifere. Cosa si sta muovendo? Perché tu lo sai, Alessandro, hai condotto tante trasmissioni qui su Radio Libertà in passato e gli ascoltatori si stanno facendo sentire come non mai dicendo: ma cosa aspetta il governo a intervenire? Da una parte sappiamo che c'è qualcuno che ci sta guadagnando su questi rialzi di benzina e gasolio. Io cito sempre l'autostrada Milano-Varese, dove c'è il famoso benzinaio nella zona di Lainate,
2,5. Questo è il record massimo, certamente, perché è un benzinaio sull'autostrada e poverino, lo hanno anche intervistato anni fa perché ha sempre sti prezzi pazzeschi. Però se non è 2,5 è 2,4, 2,3 il gasolio. Cosa sta succedendo, ma anche che cosa ha in mente di fare il governo, perché abbiamo sentito la proposta di un bonus per chi ha l'ISEE basso, ma perdonami, anche qui i nostri ascoltatori hanno messo sul tavolo qualche perplessità, il nostro infinito razzismo è arrivato fuori. Morelli, da dove partiamo? Beh, chiaramente partiamo dal tema di questi rincari che sono frutto della speculazione. Chiaramente il prodotto che oggi va nei serbatoi non è costato, almeno la materia prima non è costata quanto oggi il greggio costa, e dunque per questa ragione questi rincari sono sostanzialmente ingiustificabili dal punto di vista del consumatore. Dunque il governo sta mettendo in campo tutte le attività, e la prima chiaramente è stata quella di convocare le più importanti non solo le aziende petrolifere ma anche quelle di distribuzione di carburanti, perché oramai io e te ci ricordiamo, vista la nostra età, che una volta chi vendeva la benzina era anche il produttore della benzina. Oggi oramai vediamo la stragrande maggioranza dei distributori non sono più delle grandi compagnie petrolifere, ma sono di altre società magari più capillari e diffuse. Quindi per questa ragione c'è stato l'interesse di Salvini anche nel convocare le principali aziende di distribuzione, quindi non solo i produttori di carburanti. Per questa ragione quindi oggi per noi è un giorno di attesa, perché valuteranno i ministri con le compagnie, le varie compagnie, quali azioni possono essere messe in campo proprio per contemperare la necessità dei consumatori, di tutti noi, delle famiglie, delle aziende, delle imprese, perché chiaramente dobbiamo sottolineare come se dà fastidio fare il pieno con dei costi così alti alla famiglia, comunque c'è un costo indiretto nell'acquisto dei prodotti, anche i prodotti di prima necessità, visto che attraverso l'aumento dei carburanti aumentano i costi di trasporto e quindi evidentemente a loro volta aumentano i costi dei prodotti che compriamo sugli scaffali o al mercato. Dunque per questa ragione finalmente c'è qualcuno, in questo caso Salvini e Giorgetti, che prendono la questione pienamente tra le loro mani, e auspichiamo che appunto ci possa essere una soluzione a breve termine. Quindi state all'ascolto, signore e signori, perché sicuramente entro sera sapremo qualche cosa prima degli altri. Intanto ti leggo la prima pagina del quotidiano La Verità. Anche tu ieri hai fatto un post sui tuoi social riguardo i certificati medici falsi per impedire l'espulsione di immigrati irregolari. Oggi La Verità scrive: per tutelare i clandestini fanno infettare gli italiani. Allora, da una parte alcuni medici si inventavano problematiche fisiche, psicologiche di questi clandestini per non essere rimpatriati, dall'altra addirittura tacevano sulla gravità di determinate patologie che questi avevano, gravità, ti parlo della scabbia, della TBC, stupidatine, che però danno un certo fastidio se poi il clandestino te lo ritrovi in metropolitana di fianco. Tacevano queste cose e dicevano che non erano così gravi, che era più grave il fatto che andassero in un CPR e quindi era meglio lasciarli liberi. Che cosa sta succedendo, Alessandro? Beh, qui io rimango sbigottito del fatto che l'Ordine dei Medici non sia ancora intervenuto per non solo verificare, giudicare il loro comportamento da cittadino. Io mi aspetto la radiazione di questi personaggi che chiaramente hanno una responsabilità gravissima. La responsabilità innanzitutto di essere dei rappresentanti delle istituzioni che hanno tradito la fiducia delle istituzioni stesse. Dall'altra parte, come ci ricorda La Verità e giustamente tu ci segnalavi,
il fatto che hanno spudoratamente mentito per coprire una loro posizione ideologica e delle scelte che il governo legittimamente ha fatto a seguito anche delle indicazioni del Parlamento, hanno coperto con dei certificati fasulli. Ora ci lamentiamo del fatto che ci siano medici che insomma sono abbastanza libertini, e sono diplomatico, sul fronte semplicemente delle malattie che concedono a chi gliele chiede, e figuriamoci quando dobbiamo parlare appunto di situazioni nelle quali, altro che libertinaggio, qua stiamo parlando di delinquenza, perché poi questi clandestini sono personaggi che molto spesso purtroppo vivono nel degrado, provocano violenze nei nostri territori, e dunque poi la gente, capisci, giustamente anche i nostri ascoltatori legittimamente, giustamente, dicevo, ci punzecchiano quando appunto ci dicono ma qua noi ci aspettavamo qualcos'altro, qualcosa di più. Sì, ma quel qualcosa di più poi viene sempre interrotto da giudici che liberano imam accusati di essere affiliati al terrorismo, giudici che intervengono su questo o quell'altra iniziativa legata all'espulsione di immigrati clandestini, e un sistema, quello di sinistra, che è all'interno di tutti i gangli degli enti pubblici, compresi appunto avvocati, medici, che con i fatti dimostrano stanno facendo tutto per evitare che appunto l'opera del governo e del centrodestra, della Lega in particolare, sia efficace. Capite? E ne abbiamo parlato anche ieri a Gallarate, Alessandro, c'ero anch'io ieri, e c'era Matteo Salvini a Gallarate con i militanti della Lega, e abbiamo parlato dell'importanza di questo referendum, di far alzare il culo anche a chi magari non va a votare da anni. No, questo è un cambiamento importante nella nostra vita di tutti i giorni, perché prima o poi purtroppo con la giustizia si ha a che fare, speriamo poi, ma prima o poi purtroppo capita. Alzare il culo e decidere di andare a votare al referendum questa domenica e questo lunedì, e votare sì, perché, si diceva anche ieri sera a Gallarate con Salvini, se dovesse vincere il no, sarà un freno a mano tirato potentissimo per ogni altro cambiamento che il governo proporrà. È vero, Alessandro? Assolutamente sì, ma oltre al guardare avanti alle ulteriori riforme necessarie per cambiare un paese che i cittadini ci chiedono di cambiare, ora siamo veramente ad un momento nel quale non c'è più un tema di politica, di centrosinistra, di centrodestra, ma andare a votare è un dovere civico perché dall'altra parte ci sono delle strutture, degli enti, delle associazioni, i sindacati, i partiti, chiaramente, le associazioni, che qualunque cosa noi avessimo proposto avrebbero detto di no, qualunque cosa, perché c'è un'impostazione dall'altra parte ideologica che chiaramente diciamo non vuole cambiare un sistema, quello giudiziario, che è anche qui profondamente legato alla sinistra, dove la sinistra è notoriamente radicata, e lo dimostrano le varie appunto i vari tentativi da parte dei giudici, molto spesso riusciti, di interrompere quelle che sono le politiche che il centrodestra e la Lega vogliono attuare anche sul fronte dell'immigrazione, ma non solo. Se iniziassimo a dirci quante volte ideologicamente ci siano state delle prese di posizioni, inizieremo adesso e probabilmente concluderemo tra un paio d'ore. Ora dunque quello di andare a votare non è un atto di sinistra o di destra, non è una scelta politica, è un atto civico che ogni cittadino deve compiere e deve convincere il prossimo a compiere, se vuole cambiare il sistema. Altrimenti chiaramente se uno sta bene come si sta ora, benissimo.
Eh sì, altrimenti diamo ragione a tutti quelli che dicono no, no, no a qualunque cosa, anche alle Olimpiadi dicevano no, signori, è il caso ogni tanto di alzare la testa. Alessandro, stanno arrivando anche WhatsApp al 3406709659, so che oggi sei di fretta e quindi te ne leggo uno. Giuliano scrive: domani è la festa del papà. Quale destino per la famiglia del Bosco? Cosa si muove, Alessandro? Allora, Matteo Salvini ha deciso di aspettare. Io fui il primo in assoluto. Succede il caso della famiglia nel bosco e io il pomeriggio stesso gli dissi andiamo a trovare questa famiglia. Non sapevamo neanche chi fossero, manco si sapeva che erano stranieri, ma non si sapeva assolutamente nulla. Beh, io sono assolutamente dalla parte non della famiglia del Bosco, ma dei genitori, dei bambini, di una famiglia che purtroppo è stata, anche in questo caso, rischia di essere devastata. Vedremo poi i risultati di questa terribile vicenda, i risultati sui bambini, oltre che chiaramente sui genitori. Perché anche in questo caso io oramai penso che ci sia stata una presa d'atto da parte della magistratura, sulla quale la stessa magistratura così importante, sulla quale gli stessi magistrati, servizi sociali e company non possono più tornare indietro, altrimenti ammetterebbero il fatto di aver compiuto veramente un gravissimo danno nei confronti di questi bambini, soprattutto di questa famiglia in generale. Secondo me questi personaggi hanno cercato di cogliere una famiglia debole. In effetti, se ci pensiamo, sono due stranieri che insomma hanno pochi rapporti sul territorio, li hanno, ma sono pochi, con dei bambini che chiaramente sono le figure più deboli. Probabilmente chi ha iniziato questa follia pensava di trovare delle persone che non sarebbero state in grado di difendersi, di tutelare i loro diritti e i diritti dei loro figli. E invece, proprio perché sono così stravaganti, questo è un dato oggettivo, il loro caso è calato sull'agone mediatico. E quindi uscendo, hanno perso il controllo di una situazione nella quale probabilmente pensavano di avere il totale controllo. Oggi dunque siamo qua a discuterne dopo mesi nei quali questi bimbi sono stati tolti ai loro genitori, hanno vissuto in una maniera non coerente con il loro modello di vita, devastando la famiglia, ma soprattutto devastando anche un concetto cardine che peraltro è scritto pure nella Costituzione, quella che quelli del no definiscono la più bella del mondo. È che il primo ad avere il primo nucleo, ad avere il dovere di educare i figli è la famiglia, tutto il resto viene dopo. E dunque, se non ci sono motivazioni chiaramente gravi, giuridicamente gravi, che possono motivare una separazione tra i genitori e i figli, questa cosa è gravissima, e siamo proprio nel caso della famiglia del Bosco. Bambini strappati era anche il titolo di una trasmissione che facevamo parecchi anni fa su queste frequenze, quando ci chiamavamo ancora Radio Padania Libera. Tanto per. Ci fermiamo, signori. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Grazie a te, Sammy, buon ascolto a tutti. Avete ascoltato L'Italia da fare. È vero, è vero, siamo sempre stati troppo avanti. Facevamo una trasmissione che si chiamava Bambini Strappati, hashtag Bambini Strappati, e abbiamo parlato di queste cose strane che succedevano con i servizi sociali che a volte strappavano senza motivo il bambino a una famiglia e lo davano in mano
a gente un po' particolare, Bibbiano, diciamo qualcosa su Bibbiano. Non è successo niente a Bibbiano. Cos'è successo? Non è successo niente davvero. 9:21, signori. Sì, Morelli oggi aveva un impegno, per cui abbiamo finito un po' prima con lui, ma ho la possibilità poi di rituffarmi sui quotidiani e magari anche di aprire le linee. Se qualcuno vuole parlare con me, però si metta in attesa. Chiamate 0292947222, ma restate poi in linea che finisco quel che ho da fare. Allora, c'è Zuppi, ma prima ancora vi dicevo a pagina 15 della Verità l'intervista con Marco Marsilio, il governatore della regione Abruzzo, che dice adesso i bimbi del bosco vadano al papà, soprattutto domani che è la nostra festa del papà, e poi l'articolo di Giuliano Guzzo. Gli assistenti sociali vogliono ridurre le chiamate della mamma con i figli. Intanto gli ispettori del ministro Nordio dall'Aquila, la nostra attività è riservata, quindi non si sa nulla. Zuppi che liquida persino Papa Leone. I fedeli non lo prendono sul serio, ha detto, parlando di guerra e diplomazia. Chiaramente il presidente della CEI lancia un siluro al pontefice mascherato d'appello. Prevost è inascoltato ed è preoccupante che specialmente i cristiani non lo sostengano pubblicamente. Intanto il processo a Beccio, avete sentito, è da rifare. Decisione a sorpresa nel procedimento per la gestione dei fondi della segreteria di Stato. Decretata la nullità relativa del primo grado, si riparte dal dibattimento. Ne parlano tutti i giornali, compresa La Verità, che infine parla della provocazione di Provita e Famiglia, è ormai molto conosciuta associazione, potete dire di bacchettoni? No, di chi ancora difende la vita. La provocazione di Provita contro censure e divieti. Dopo le numerose campagne stoppate dai comuni di sinistra, il movimento Provita e Famiglia affigge manifesti con frasi volutamente grottesche, tipo questa: bla bla bla, qui non ci fanno dire di più. Provita e Famiglia. Forse dalla fine del fascismo in qua nessuna organizzazione politica è mai stata pubblicamente e ripetutamente censurata quanto Provita e Famiglia. L'ONUS, guidata da Tony Brandi e Jacopo Coghe, che dal 2019 si batte per la tutela della vita umana innocente e della famiglia come stabilita nella Costituzione. Purtroppo però ogni manifesto che si inventano viene censurato dai comuni. Siamo sul Libero, sinistra a bocca aperta, i Melonez. Al contrario di Eli e Giuseppi, Giorgia accetta l'invito e va a parlare di giustizia con Fedez, spiazzando tutti, e la foto che tutti i giornali pubblicano è sempre questa. Mamma mia, ragazzi, c'era bisogno di andarci? Lo chiedo a voi, 340-6709-659, c'era bisogno di andarci da Fedez? All'interno, Conte Schlein in fuga dal podcast di Fedez, Meloni accetta la sfida e manda in tilt la sinistra, così la vede oggi il quotidiano Libero. Altra lezione di comunicazione, Giorgia ha disarmato la gauche. La leader di Fratelli d'Italia rovina il gioco dell'opposizione, che ancora si affida alle vecchie regole, al giornale partito, alle mobilitazioni sindacali, alle solite tribune televisive imbalsamate. È il direttore di questa radio, Giovanni Sallusti, con questo articolo che spiega il coraggio della Meloni, che è andata da Fedez, mentre così non hanno fatto gli altri leader di sinistra. Il Tribunale di Ravenna che inchioda i medici anti-CPR, signori, anche sul Libero Francesco Storace fa un paginone, ideologia pro clandestini, ne abbiamo parlato poco fa con Alessandro Morelli. 3 dottori sospesi dal servizio e per altri 5 divieto di firmare documenti. Il GIP dà loro un'aperta contestazione della gestione dell'immigrazione, e sulla solidarietà della sinistra si favorisce la reiterazione dei reati. Di spalla, sempre sul Libero, esulta la Lega, signore e signori, è stata annullata la gita in moschea a Trezzo. Doveva essere un'uscita didattica quella della scuola media ai nostri caduti di Trezzo sull'Adda nel milanese, più che nel milanese diciamo che lì è al confine tra Monza Brianza e Bergamo, all'insegna di attività laboratoriali sulla vita di Maometto.
Maometto, il rapporto tra fede e scienza, i 5 pilastri dell'Islam, i diritti delle donne e la scrittura araba. Diritti delle donne, mi sarebbe piaciuto assisterci. Avrebbero dovuto andare in una moschea. Condizionale passato, perché la gita è stata cancellata. Il dirigente scolastico Santini ha risposto alle polemiche sollevate dalla Lega con una lettera in cui spiega la natura dell'iniziativa, una proposta messa in scena per il secondo anno consecutivo con i medesimi obiettivi, secondo gli intendimenti di una scuola che deve essere laica, perché, dice la preside, si esce da scuola e ci si reca in un luogo di culto non per pregare, ma per conoscerlo. Tutto fantastico, peccato che l'associazione Aslam, guidata dall'imam Rashid Nabussi, spiegando la decisione di annullare l'evento, ha precisato di non avere mai invitato né contattato alcuna scuola affinché venisse a visitare la nostra struttura. L'iniziativa è partita esclusivamente dalla scuola stessa. Ma che succede? Naturalmente, altro argomento che vi metto qui sul tavolo. Adesso poi quelli di sinistra potranno dire: vedi, questi poveri bambini non potranno neanche andare in gita in moschea, e fanno come i poveri figli di immigrati che non hanno ancora la cittadinanza italiana e neppure loro possono andare in gita. Mamma mia, come siamo diventati cattivi noi della Lega. Ci amiamo. La comica partenza per Cuba della flotilla castrista, signori, il decollo da Milano e Roma. Alessandro Gonzato prosegue la saga divertentissima sul Libero. Gli attivisti guidati da Salis e Lucano atterrano a L'Avana. Ci ribelliamo agli Stati Uniti, ma in carcere ci sono 1200 vittime del regime comunista. Vogliamo raccontare cosa succede là, ma teniamo il blackout, dice Ilaria Salis. E poi Mimmo Lucano: questo popolo da tantissimi anni resiste all'embargo degli Stati Uniti. Fanno proprio una bella vita, ragazzi miei. Se ne parla oggi a pagina 10 del quotidiano Libero. In taglio basso: vergogna al liceo Einstein di Torino. Gli studenti rossi bruciano le bandiere di USA e Israele. Intervallo alternativo per il collettivo di sinistra: in fiamme i vessilli dei guerrafondai, e Askatasuna applaude. Trump furioso: vedo male questa NATO. E poi anche qua i genitori del Bosco al contrattacco: adesso ridateci i nostri figli. E penso che ormai siamo alle decisioni finali. Che ne pensate? Ancora sul quotidiano Libero, perché a pagina 19 una sentenza del TAR che dà ragione agli animalisti. Basta Beagle in laboratorio. Beagle è un tipo di cane, è una razza di cane. Basta Beagle in laboratorio, il dolore degli animali prevale pure sulla ricerca. Virgolettato: i giudici sospendono la sperimentazione farmacologica sui cani di un'azienda di Verona. Sono oltre 365 le bestiole utilizzate ogni anno per prove e test. Lo dice secco, chiaro, senza l'ombra di un dubbio il TAR del Lazio, mentre risospende per 6 mesi le sperimentazioni di un'azienda farmaceutica su alcuni cani. Lo scrive nero su bianco, sollecitato da una richiesta della Lega Antivivisezione e forte addirittura della Costituzione, perché all'articolo 9 promuove sì il progresso scientifico, ma ricorda anche che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Il dolore dei cuccioli prevale sulla ricerca, una sentenza che farà certamente giurisprudenza. Ricordiamo che il 65% delle cavie è impiegato in procedure per cui non è obbligatorio il modello animale. E qui ci fermiamo, signori, certamente che ci fermiamo, ringraziandovi dei tantissimi messaggi, ragazzi. Non ne spreco neanche uno, ve li leggo tutti quanti a partire dalle ore 11, quando torneremo in diretta su queste frequenze. Oggi piatto ricco, micifico, ci viene a salutare anche la cantante Francesca Arrigoni. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.